Benvenuti e bentrovati il nostro ultimo appuntamento settimanale, quello del venerdì, naturalmente con la vostra e nostra web tv www.venetoglobe.com, che si è arricchita anche di un canale interamente sportivo che si chiama Streaming Sport, dove naturalmente potrete trovare tra un paio di giorni, nelle prossime settimane, tutti gli avvenimenti sportivi da noi trattati per quanto riguarda la casa madre venetoglobe.com. Per ciò che riguarda invece il digitale terrestre, siete e potete rimanere collegati sul canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, sul canale appunto Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, ogni sera in onda alle 19:40, 19:45 circa, in seconda fascia nella serata e poi nella primissima fascia del mattino per quanto riguarda la nostra terza replica. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie e vi introduciamo al weekend pronto da vivere con lo sport. Sci in primo piano con due appuntamenti che hanno preceduto il sabato e la domenica. Il femminile a Bansko in Bulgaria, dove ha vinto la Schifrin davanti alla nostra Brignone, quarta la Curtoni, quinta la Bassino. Nel maschile invece si è corso a Kitzbühel il Super G con la vittoria del norvegese Jansrud davanti a Kilde e a Mayer. A pari merito Casse, l'italiano, è giunto al quinto posto. Tennis e ancora sugli scudi la Giorgi che riparte tra l'altro dopo aver cambiato modo di battere la battuta e muovendosi di più maggiormente sulle gambe. Ora affronterà la Kerber. Intanto Fognini, per quanto riguarda il maschile, domina l'argentino Pella in 3-7 e va per la prima volta nella sua storia agli ottavi di finale di Melbourne, dove sfiderà lo statunitense Sandgren che aveva battuto il nostro Berrettini. Passiamo al basket, le coppe. Nel basket c'è l'Eurolega che attende questa sera l'Olimpia ad Istanbul, una partita veramente importante e sempre dal fascino particolare. In A1 per ciò che riguarda la TVB De Longhi Treviso c'è questa crisi apertasi con questa serie di sconfitte, purtroppo partita importante quella che disputerà la TVB in quel di Pistoia, una partita dove la parola perdere, il verbo perdere non dovrebbe comparire e ce lo augurano i tifosi e ce lo auguriamo tutti noi. Per quanto riguarda il tentativo di rafforzarsi, c'è riuscito al primo tentativo il DS, il direttore sportivo Gracis, che ha accasato Ivan Almeida, ala di 30 anni, 198 centimetri per lui, prende il posto di Cook che lascia la TVB dopo soltanto 15 gare. Pallavolo maschile per i quarti di finale di Coppa Italia maschile in gara secca. Perugia ha battuto Padova 3-0, mentre ieri sera Milano ha perso con Trento per 3-0. Si giocherà la 17ª giornata per quanto riguarda il maschile, sempre domenica tra Padova e Sora, il 26 gennaio Verona-Trento, e la Final Four il 22 e il 23 febbraio prossimi a Casalecchio sul Reno. Se non sbaglio avevo visto la Folie in precedenza, o meglio l'Imoco Volley Conegliano, eccola qui per la Coppa contro Blai. Le rumene del Blai hanno vinto senza problemi la formazione di Santarelli, ha vinto pure Scandicci e ha vinto anche Novara 3-0 l'altra sera. 16ª giornata adesso domani con Casalmaggiore Imoco. Intanto è stata ufficializzata la finale scudetto delle donne che si giocherà il 9 maggio a Trieste, ma gli occhi sono puntati a questa partita per quanto riguarda Santarelli e le sue ragazze, a Casalmaggiore per l'appunto, e poi alla questione Coppa Italia che il 29 gennaio alle 20:30 vedrà l'Imoco affrontare Chieri, cercando poi di qualificarsi per la Final Four del 1° e del 2 febbraio, giorno di finalissima alle 18.
Nella A3 di pallavolo maschile invece c'è il Motta di Livenza per quanto riguarda la Marca trevigiana, un Motta che fa arrivare in casa la TPS attuale, terza in classifica. Andiamo in Serie C dove lo SPES Team Conegliano conduce in testa con 30 punti con 6 di vantaggio sulla CUS Venezia. Prossimo incontro per il Team SPES Conegliano contro il Thermal fanalino di coda del campionato di Serie C. Il rugby con il Benetton, non ci sono state gare e non ci saranno gare in questa settimana, dopo la sconfitta con Leinster per 18-0, riposo per qualche giocatore, poi una pausa dedicata alla nazionale e poi il ritorno da lunedì alla Ghirada per di nuovo cominciare a concentrarsi sul campionato. L'unico obiettivo adesso è il Pro 14 per quanto riguarda i Leoni biancoverdi. Intanto proprio in casa dei Leoni, in casa biancoverde, si pensa ai rinnovi e si comincia con Hayward e Ioane Monti. Per Hayward c'è un rinnovo firmato fino al 30 giugno del 2021, per Monti Ioane invece fino al 30 giugno del 2022, ma c'è poi un'opzione per un anno aggiuntivo. Ma vediamo i due filmati che abbiamo realizzato, che ha realizzato Ben TV, la TV appunto della società. Li vediamo, riguardano per l'appunto Hayward e Monti Ioane, i primi due confermati. Belle queste immagini, ce ne auguriamo che di queste immagini di mete ce ne siano parecchie per Hayward. E allora vediamo le mete di Ioane Monti. Sono sicuramente due primi rinnovi importanti per il Benetton. In bocca al lupo, e ne seguiranno altri in queste settimane sicuramente. Continuiamo a parlare di rugby perché c'è il 6 Nazioni femminile che prenderà il via nel prossimo weekend, non questo ma l'altro, fra una quindicina di giorni, quello del 2 febbraio. No? E per il femminile c'era stata una scrematura di alcuni giocatori delle Ricce e del Villorba, poi ulteriore scrematura e soltanto la Barattin è stata convocata. Ormai lei è una pietra miliare di questa nazionale, unica trevigiana convocata, inizio fissato per il 2 febbraio con l'Italia che giocherà a Cardiff contro il Galles. Passiamo alla Serie A, passiamo al calcio, in questo weekend che ci attende veramente, ci attendono delle partite interessanti, ma prima delle partite c'è il mercato che continua a tener banco sempre e ovunque, mercato tra Inter e Napoli, sembrava fatta per Politano, invece manca ancora qualche cosina, qualche postilla da mettere al contratto, quindi ancora Politano non è un uomo del Napoli. Invece Emre Can della Juventus torna in Bundesliga, si piazzerà in queste ore.
Piazza, altro uomo che vi ricordate era arrivato senza impressionare alla Juventus, va al Cagliari, e la Sampdoria invece sembra essere veramente ai titoli di coda con il presidente Ferrero, che deve purtroppo vendere la Sampdoria per risanare le sue aziende cinematografiche. Vediamo il campionato. Questa sera tocca a Brescia-Milan iniziare la nuova giornata, e allora partita importante. Non ci sarà Balotelli, tra l'altro squalificato. Brescia-Milan con qualche problemino, sapete, di Paquetá, che ha rifiutato la convocazione, dice di non sentirsi bene mentalmente, di non essere più considerato come uomo importante dal Milan, e quindi ha rifiutato la convocazione. Vedremo quello che succederà. Sabato, domani, Spal Bologna, Fiorentina Genoa e Torino Atalanta, poi domenica e lunedì il finale. Quarti di finale invece che sono rimandati alla settimana prossima, dopo la vittoria del Napoli sulla Juventus sul Lazio per 1-0 e la vittoria della Juve sulla Roma per 3-1, toccheranno alle altre due formazioni disputarsi appunto la possibilità di entrare nelle zone importanti di questa Coppa Italia. La Serie B vede le venete e le friulane in campo già da questa sera con Empoli-Chievo, mentre domani Cittadella-Benevento, Pordenone-Pescara e domenica toccherà al Venezia affrontare il Trapani. Serie B femminile con il Permac Vittorio Veneto che va in trasferta, affronterà le Lady Granata a Torino. In Serie C Südtirol batte Vispesaro 2-0, Padova batte Virtus Verona 3-2 con Mandorlini sulla panchina, Vicenza batte Modena 1-0, Gubbio ieri sera batte Triestina 2-0 e Piacenza Arzignano pareggiano 0-0. Vi ricordo lo scontro per quanto riguarda la Serie D, per quanto riguarda la formazione della Marca Trevigiana, ovvero il Montebelluna che sarà chiamato in casa ad affrontare il Caldiero. Dal Serie D all'Eccellenza, dove nel girone A troviamo il Giorgione che ha perso l'attaccante Nobile per un infortunio ai legamenti del ginocchio e affronterà la prossima gara nel weekend contro il Valgatara in casa appunto a Castelfranco Veneto. Nel girone B invece tutto molto aperto, molto vivo, visto che lo seguiamo dal vivo anche noi. Andiamo a sentire prima il tecnico Raffaele Bondonno del QDP che affronterà l'Union Pro in un match che, come ci dirà, vale 6 punti. Buongiorno, ci ritroviamo dopo una settimana e la riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con la mia solita dire, ma non sono queste le partite dove devi raccogliere punti. Tu l'altra volta, domenica scorsa, mi hai detto però dovremo cominciare. Qui siete rimasti in partita fino sul 2-0 sotto, c'eravate in partita. Sì, diciamo che come domenica scorsa ci eravamo detti che non sono queste le partite da portare a casa qualcosa, però mi aspettavo un passettino in avanti, soprattutto quando si va sotto. Secondo me una squadra come la nostra deve avere la forza di reagire e di controbattere. Invece oggi mi ha dato un po' la sensazione di aver preso gol e poi di non essere riuscita a reagire nel modo giusto, quindi ripartiamo. Il nostro campionato comincia domenica prossima, anzi da martedì, per la preparazione della partita di domenica, e cercheremo, insomma, con le squadre probabilmente alla portata nostra, di giocarci questa salvezza. Ecco, avete sentito, ha parlato bene Raffaele Bondonno, perché insomma sono partite quelle che ha disputato che poco lasciavano ai punti, Portogruaro e appunto Porto Mansuè. Adesso vedremo, si farà sul serio contro l'Union Pro a Moriago della Battaglia domenica pomeriggio alle 14:30. C'è un anticipo in questa Eccellenza che ci interessa da vicino, e cioè quello di Volpago del Montello. Domani pomeriggio alle 14:30 il Montello di mister Marchetti affronterà l'Eclisse Carini Pivigina di mister Stefano Della Bella. Una partita anche questa interessante, soprattutto per la zona bassa della classifica. Le altre gare: Istrana Portogruaro, si guarda in alto, Liventina San Donà, questo è un bellissimo match tra la Liventina che è balzata in testa alla classifica ed il San Donà che cerca faticosamente di rientrare. Martellago Calvinoale, San Giorgio Sedico Lia Piave, altra partitona, Spinea Robeganese
e Vittorio Veneto Porto Mansuè, con il Vittorio che ha espugnato San Donà domenica scorsa e cerca il colpaccio anche contro il Porto Mansuè. Stefano Andretta era comunque avvisato. Per la promozione nel girone D l'Opitergina tutti la attendono al varco, ha guadagnato ben, siamo a 45 punti in classifica, l'Opitergina affronterà il Villorba, il 90 affronterà il Caorle la Salute, il Conegliano che ha battuto il Treviso domenica scorsa al Tenni affronterà il Vedelago e il Treviso Academy sarà in casa del pericoloso Marcon. Sarà presentato questa sera invece alle 20:30 a Follina e ci sarà come testimonial d'eccezione appunto Gianni De Biasi, ex tecnico dell'Albania, che oggi il quotidiano La Tribuna di Treviso a firma di Mattia Toffoletto dà sulla panchina del Teheran, dà sulla panchina dell'Iran, diciamo così, al posto di Stramaccioni, perché Stramaccioni se ne è tornato a casa. Vedremo se avrà deciso così appunto Gianni De Biasi. Questa sera presentazione del torneo Michelutto a Follina, ci sono ben 16 squadre che saranno al via a partire dal 9 maggio. Ve lo racconteremo e vi spiegheremo lunedì cosa è successo, quali saranno gli accoppiamenti e gli abbinamenti. Chiudiamo con il basket. Il Ponzano femminile di Serie A2 attende in casa, anzi va in trasferta a Castelnuovo Scrivia, una partita difficile, mentre la Serie B con la Rucker Sambe deve giocare contro il Piadena, lo farà nella serata di domani sera, partita difficile perché viene dopo la partita con Monfalcone che ha procurato 3 giornate di squalifica a Tassinari, 2 a Ricci e 2 al coach Mian. Vedremo come reagirà la formazione di Marco Mian, la Rucker Sambe, che noi seguiremo in diretta streaming come sempre e poi vi riproporremo la partita nelle prossime giornate. A tutti voi un buon weekend, ci risentiamo lunedì e vi racconteremo quello che sarà successo.